Sigla. Salve a tutti miei cari tuppetteri e bentornati sul canale. Oggi inizieremo insieme il primo di una breve serie di video che tratta le batterie che utilizzo, le Blue Shape, spiegandovi perché secondo me sono strafighe e dannatamente di ottima fattura. Ci sono molti modelli in commercio, ma quelle che utilizzo io sono le Granite Mini e ne esistono di due modelli, le 140 Wh come queste e le 95 Wh. Queste batterie presentano due D-tap laterali, e non è una cosa comune da trovare in questo genere di batterie, e poi un indicatore a 5 LED che indica lo stato di carica, che comunque è anche molto comodo e devo dire ben costruito. Sicuramente vi starete chiedendo, ma perché si chiamano Granite? Questo è il motivo per cui si chiamano Granite. Ragazzi, la batteria come vedete ha accusato qualche colpo, però proviamo se adesso funziona. Allora, di agganciare aggancia, vediamo se accende la camera. Non so se sentite la ventola, e la camera è partita. Miei cari tuppetteri, adesso vorrei parlarvi però di qualcosa di meno concreto del granito, ma più, se vogliamo, etereo, il Wi-Fi, perché queste batterie hanno questa tecnologia. Sì, ma come si attiva questo Wi-Fi? Ora ve lo faccio vedere. Per attivare il Wi-Fi non ci resta altro che premere il bottone sotto agli indicatori LED. Una volta che lo lasciamo premuto, a un certo punto il LED diventerà verde e ci indicherà che sarà attivo. Adesso infatti potete notare che un LED verde lampeggia a intermittenza. Per spegnerlo basta fare la stessa cosa, tenere premuto il bottone sotto gli indicatori LED fin quando un LED rosso non ci dirà che il dispositivo è stato dissociato. Dopo aver attivato la batteria con il LED verde e aver scaricato l'applicazione dal telefono, ora non ci resta che collegarli. Come si fa? Prima di tutto bisogna andare nella sezione Wi-Fi del vostro smartphone e cercare la batteria. Fatto questo, dovrete inserire admin e password. Piccola chicca, li potete trovare sia nel libretto di istruzioni della batteria oppure all'interno del sito Blue Shape. Facilissimo. La prima cosa più semplice che si può fare operando attraverso l'app è monitorare il tempo di ricarica o il tempo di carica rimanente. Questa è la cosa principale che sicuramente salterà all'occhio. Addirittura potete ricevere una notifica sul telefono quando la batteria è carica. What? Un altro punto interessante è quello di poter limitare l'utilizzo di una batteria, ad esempio quando si noleggia qualcuno dell'attrezzatura, immagino durante un rent di una camera o un set di luci. Attraverso un temporizzatore grazie all'app si può limitare il tempo di utilizzo. Una volta che avrete collegato correttamente la batteria, vi apparirà in questa lista a colonna dove potrete collegarne a cascata più di una. In basso trovate un menu che vi indica la versione del firmware, il sito e il manuale d'uso. Procedendo invece verso destra potrete scegliere se inserire una password personale per lo sblocco delle batterie oppure lasciare quella di default. Quando entrate nel menu principale vi troverete davanti una serie di informazioni circa lo stato di carica, la capacità di mAh di rimanenza, cicli di carica compiuti della batteria e la qualità del segnale Wi-Fi. E sotto questi tre tasti. Iniziamo col Find Me. Mettiamo caso che ci troviamo in un set con 10 batterie collegate ognuna in un dispositivo diverso e una di queste si sta scaricando ma non sappiamo esattamente quale sia. A questo punto, cliccando il tastino Find Me, la batteria inizierà a lampeggiare verde-rosso, dandoci la possibilità di riconoscerla e sostituirla immediatamente. Successivamente abbiamo il tasto Advanced che ci permette di andare ad indagare ancora più a fondo sulle impostazioni riferite all'hardware della batteria. E sempre rimanendo all'interno di questa sezione Advanced c'è un'altra impostazione che è l'impostazione Network, che come è facilmente immaginabile ci permette di raggruppare più batterie, ad esempio nel caso di un rent, nominarle e fare in modo di riconoscerle all'interno di un set, ad esempio
3 sono collegate alle luci, un'altra ha un corpo macchina, un'altra ha un altro corpo illuminante, in modo tale da poterle staccare in caso anche di un rental o comunque avere totalmente il controllo di tutte le batterie. Quindi miei cari tuppetteri, questo è il primo video più approfondito dedicato alle Blue Shape e più in avanti ce ne saranno anche altri. Se vi è piaciuto lasciate un like, commentate se c'è qualche informazione che volete sapere o mi volete chiedere, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao! Aspettate ragazzi, aspettate. Io sono curioso di sapere cosa si è fatta la nostra mazza. Vediamo, guarda qui. Bella ammaccatura, eh? Sicuramente si è fatto più danno alla mazza che la nostra batteria. Io sapete che vi dico? Vi vado a fare altri 2 tiri. Vai, vai.